giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Eccoci qua, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, le telespettatrici, i telespettatori e buongiorno a Max del Papa che vedo collegato con noi come tutti i sacrosanti giovedì, più o meno insomma, Buongiorno, però praticamente non si sgarra quasi mai. Allora Max, io devo dirti un paio di cosette metodologiche di premessa, te toccano perché te toccano. Qua il padrone di casa sono io, qua comando io finché la barca va lasciala andare e tutte queste belle cose, no? Fatta questa premessa criptopalese, perché la figura del criptopalese che noi creammo che noi creammo in questa trasmissione mi pare che vada alla grande sempre. Il criptopalese percorre tutti gli scenari che noi abbiamo davanti. Crescono, si moltiplicano. Si moltiplicano i criptopalesi. E che cosa voglia dire? Lo chiediamo al pubblico, perché la trasmissione, Marachelli, la fate voi. Marachelli. Giusto? E me ne assumo la responsabilità. Ecco, però la responsabilità se la assume... non me l'assumo. No, te la assumi tu, mi spiace, perché io sono il padrone di casa, ma tu ti assumi la responsabilità. Questo è un patto equo. È un patto equo. Io faccio professione capro espiatorio, come il signor Malussen, quello di Pennano. Perfetto. Allora, no, facciamola corta, perché la premessa metodologica, intanto io mi sono permesso di togliere quella oscena roba creata dall'intelligenza artificiale che componeva la seconda parte della sigla, semplicemente perché sono stufo. Sì. Sono stufo, basta, quella roba lì bruttissima. Basta, ci siamo rotti le balle. Attenzione, niente parolacce, è la seconda regola del gioco. Ma è una citazione da Pozzetto, neanche quello. Non si può fare. Non si può fare. Perché io mi sono svegliato, una mattina mi sono svegliato, no? Come quello là. Detto, oh bello. E ho detto, oh bello, Ciao. ciao. Hai capito? No, una mattina mi sono svegliato e ho detto, qua è ora di fare gli inglesi. Tant'è vero che noi abbiamo messo in post, nel nostro post che annuncia la trasmissione, una foto bellissima, tra l'altro, non so se tu sei d'accordo, di Dame Barbara Mary Quant. Altri tempi, altra classe. Hai detto poco, la quale lasciò codesto mondo il 13 aprile del 2023 con una frase che a me piace molto e che sarà d'ora in poi la nostra bussola, se tu sei d'accordo. E se non sei d'accordo, ti prego di essere d'accordo, perché siamo amici, dobbiamo andare d'accordo, giusto? Questa è la democrazia. Il ragionamento è la democrazia inclusiva. Il ragionamento è questo qua. Un certo tipo... Però senti che bella frase. Un certo tipo di virtù sta indubitabilmente nel mezzo, disse Dame Barbara Mary Quant congedandosi da questo mondo. Questo qui non è un insegnamento da poco, secondo me, per quanto diciamo sia apocrifo, ma è un insegnamento importante. Non so se mi capisci a me. Ma io ho sempre pensato che alla fine bisogna andare nel mezzo. Appunto. Si può andare sopra, sotto, davanti e dietro, ma alla fine il porto franco è il mezzo. Ecco. Nel mezzo. In medio stat virtus. Lei era più fine, perché Dame Barbara Mary Quant era più fine. Un certo tipo di virtù, non tutto, non ogni virtù sta nel mezzo. Un certo tipo, quelle che contano. Allora, fatta questa premessa, carissimo Max, e detta un'altra che serviva a mettere diciamo i puntini sulle i, tanto per essere chiari. Però diciamo, mettiamo i puntini sulle L, signor Canarca, me ne assumo tutte le responsabilità. Ecco, no, detto questo, per esagerare. L'altra cosa che invece io voglio fare proprio in maniera più populista, mi piace proprio, voglio far rinascere lo spirito di Gianfranco Funari. A te ti piaceva Funari? Intanto che stava a cacare, insomma, no, aspetta, io ho una carissima amica, un'amica d'infanzia, e questa è un'altra citazione da Rino Banfi. Ho una carissima amica che adesso è molto importante in televisione, e lei è nata con Gianfranco Funari, quindi mi legano proprio dei rapporti di un'affettività estrema. No, poi sai, alla fine uno può piacere, non piacere, eccetera, però insomma è stato uno che ci ha messo del vero nella televisione che ha fatto, no? E poi ha inventato anche qualcosina.
a bocca aperta, il pubblico, le cose così. Insomma, aveva un suo certo quale stile, diciamo, non era quello che Corrado Guzzanti ha colto a modo suo, però insomma, in qualche modo, insomma, era un personaggio. Allora, dobbiamo fare in modo che questo spirito degli anni 90, dell'apertura a tutte quelle belle cose che poi non si sono verificate per niente, in qualche modo riviva, no? Cosa dici tu? Intanto noi dobbiamo annunciare che questa settimana facciamo un reportaggio dal vivo, che la settimana prossima magari poi lo mandiamo in onda. Però poi magari spendiamo 2 parole serie su questo, Max, perché mi interessa molto questo tipo di lavoro e credo che possa interessare. Devo purtroppo chiedere scusa a te e agli ascoltatori, ma dovrò andare via anche qui un quarto d'ora prima per ragioni sanitarie. Non ti preoccupare. Poi dopo c'è chi dice ma no, ma non c'è niente. Invece per le mie ragioni sanitarie ogni tanto mi costringono a qualche corvetto. Quindi, e facciamo i reportage sabato, certo. Certo, e poi ne parliamo però. E l'altra cosa metodologica che volevo dire, appunto, nel nome di Gianfranco Funari, è che la trasmissione di Funari e di Frassica, la trasmissione la fate voi, care ascoltatrici, telespettatrici, ascoltatori, telespettatori. Quindi noi, senza por freno complimenti per la a nulla, trasmissione. esatto. Lo dico prima che cominci, mi porto avanti. Ecco, senza por freno e mettere niente in mezzo, noi apriamo le linee da subito. L'ottimo Simone in regia è già lì con la mano sulla cornetta, per cui praticamente senza tema di niente e senza tema di trasmissione, chiunque può intervenire. Senza tema di smentita. Esatto, quello su tutto. Chiunque può intervenire fin da subito. Funari all'ennesima potenza, cioè tu puoi intervenire anche al minuto 11° della trasmissione. Come adesso. Io voglio dire di più. Votate esatto. Adesso. Esatto. Ma no, adesso al telefono. Adesso votate, tutto insieme. Partecipate. Quindi 02 92 94 7222 e dall'altra parte c'è il canale WhatsApp. Il canale WhatsApp serve anche per mandare gli audio. Dunque 340 6709 659. C'è un grande amico, un amico, insomma, spero di sì, comunque un ascoltatore, Maurizio, che scrive: Cainarca, non ho capito nulla di quello che hai detto a Max. Devo essere molto sincero, Maurizio, a me non importa. Neanche io, neanche tu. No, fermati, Max, fermati. Io stavo dicendo che non mi importa molto, con tutto il rispetto, che capisca Maurizio. Mi importa che capisca Max, capisci? Se tu, Max, però mi dici che non ci hai capito nulla, siamo messi male. Siamo nel famoso campo delle 100 pertiche. Vediamo di uscirne. Devo fare un saluto. Salutate Giulio. Dice qualcuno, sono io. Mi saluto da solo. Perfetto. No, benissimo. Io devo fare un saluto. Salutami. Agli amici interisti. Ah sì, è qua. Anche Simone in regia è messo male con Basta. me. Vabbè. Sì, mano. Quello non è un saluto. No, ma io volevo. Non è un saluto romano tremolante, diciamo, è qualcos'altro. Ma voi avete sentito, a parte questo, le telecronache di Bergomi? No. Io non ho visto la partita, purtroppo. Allora, io qui smetto i panni. Noi americani abbiamo sentito una telecronaca che ci ha lasciati basiti, perché non è possibile. 2 ore di partita, 90 minuti. Fabio, ho tirato Fabio, sono più forti, corrono più forte, Fabio, ho tirato, ho fatto gol, Fabio, ho fatto gol, ma cazzo, cioè io ho finito quella partita, che ho guardato così perché io non tiro, ero distrutto, ero un uomo finito. Ha messo un po' d'ansia. Giulio, facciamo il reportage, sabato, dal casoletto, poi devo da Angelo mangiare, Fabio, se lo vogliono sapere. C'era l'interista in lui, non solo l'interista, ma il calciatore, il tifoso, tutto, no? Dai, capiscilo. Anche tu, Max, cerca di capirlo. Allora, abbiamo una telefonata, l'argomento non esiste. Pronti. Allora, sono il Walter, buongiorno Giulio, Walter. Buongiorno anche a Max. Ciao Walter, Walter, ciao Walter, come stai Walter? Ho tirato. Max, io le partite le guardo col sonoro basso e quando c'è la possibilità col rumore da stadio. I cronisti non li sopporto perché c'è quello che c'ha il risucchio, c'è quello che sbatte le labbra, c'è quello che dice 45 volte la stessa roba, c'è un po' rotto. Nelle regole di quando Giulio, c'era che non sono capite. Roberto Maggia, quelli erano tempi, parlando di anni 90. I cronisti
ci hanno un po' rotto i coglioni sottostando alle regole del niente Giulio parolacce, amici. No, La nuova regola di Mary Quant prevede che non ci siano parolacce. Le regole che hai posto sono poco comprensibili, sono praticamente ribadisco. una Cassazione, perché se uno non capisce le regole tu puoi dire poi quello che ribadisco. Le regole le deve capire, diciamo, chi partecipa alla trasmissione. In questo caso anche tu. Ok, no, prima hai detto che le doveva capire Max. In primis, perché lui è il partecipante numero uno, no? E io a pari siamo io e lui. Questa è una roba, no? È cosa nostra. Certo. È cosa nostra. La famosa piramide. È cosa nostra. Cosa Quindi, nostra. l'importante è che io le elabori e lui le faccia proprie, capisci? Perfetto. Dopodiché lui me le ritrasmette. Sta venendo fuori una roba da manicomio stamattina che neanche... E noi sto cadendo dalla sedia. Dobbiamo recepirle per osmosi. Esatto. Cioè, non so se è esatto, però può funzionare. Devo chiedere una cosa a Max, è importante. Le tre Marie nel nuovo spettacolo di Jesus Christ Superstar, dove Gesù è interpretato da una donna nera, da una nera lesbica. Vorrei che lui mi tirasse fuori 3 nomi per le 3 Marie. Questa era la mia domanda di oggi. Ciao ragazzi. Bene, allora non so se c'è un'altra telefonata. Sarei più propenso alle 3 grazie. Di Botticelliana a memoria? No, ma in che senso 3 nomi per le 3 Marie? Cioè, lui vuole che io suggerisca degli interpreti italiani? Non l'ho capito però, non ho capito neanche io. Ma le 3 Marie come si interpreti? Non lo so. Perché c'è questa di colore lesbica così che le fanno fare Jesus Christ Superstar. Non lo so, allora stiamo al gioco, se ho capito bene, perché qua oggi... Le 3 Marie a chi far fare Vangelo Jesus di Giovanni Superstar all'italiana? Madre di Gesù, Maria di Cleofa, Maria di Magdala. Allora, alla Magdala la facciamo fare Ilaria Salis. Il problema è che come entra occupa subito il spolcro. E anche la mangiatoia. Sì, Gesù non sa più dove andare perché occupa tutto. Ah no, però. Poi l'altra la facciamo fare alla Schlein. Qual era? Cleopa, no. Magdala l'abbiamo detto. Maria di e no, poi ce n'è una importante che è la madre di Gesù. La madre... No, io qui starei sul sicuro, Max. Applica le regole di Mary Quant e tiriamo giù un'icona di quelle giuste. E ti assumi la responsabilità e io non lo so, te lo dici tu. Chi è? La figlia di Mattarella. Vedi? Non è male, ma io non capisco questa cosa qua, io non capisco perché, è sempre lì. La figlia di Mattarella. Allora, siamo a posto. C'è una telefonata, 2 telefonate, 02 92 94 7222. Poi però parliamo del reportaggio di sabato. Sì, che è importante, quello è importante, quello è molto interessante e ne parliamo seriamente. Non che questo non sia serio, perché tutta questa premessa non è seria, è seria al quadrato elevato al cubo. Mi sono spiegato, me ne assumo la responsabilità di questo. Allora, 2 telefonate, pronto? Per esagerare. Pronto? Chi è là? Pronto? Sono io, sì. Allora, sento profumo di Rieti. Rieti e la sua meravigliosa vallata. C'è una vallata a Rieti, giusto? Valle Santa, ci stanno i 4 monasteri francescani. Così stiamo in argomento. Grezzo, Fontecolombo, Poggio Bustone e un altro adesso che mi sfugge il nome. E ti consiglio di venire qui una volta a Cainarca, glielo dico anche diciamo a Max del Papa, che non è uomo di fede, ma lì non c'entra niente la fede, per trovare un po'. Ma dobbiamo venire in pellegrinaggio a Poggio Bustone. Alla foresta, il quarto è la foresta. È la foresta, esatto, la foresta. Io sono stato parecchie volte, pur essendo diciamo un agnostico, la pace, la serenità, la tranquillità che c'è in quel chiostro francescano di Fontecolombo, dove San Francesco fece la terribile operazione agli occhi con un ferro rovente, va bene? E dove dettò la regola. C'è la pace, la tranquillità, il silenzio, la bellezza della vallata.
per 2 o 3 giorni il ritiro ve lo consiglio a tutte e due, anche se voi so che non siete credenti. Come no? Ma neanche io sono credente. No, io lo so, insomma, con fatica, ma lo so. Insomma, ci ritiriamo, ci dobbiamo ritirare. Ecco, questa è la morale. Io già in Bertone mi sono ritirato. Questa è la sintesi. Ci vengo. Mario. Io ci sono stato. No, ma poi tra l'altro forse con questo Papa che è un po' più serio, un po' qualcuno la fede la può ritrovare. Ma mi piace questa atmosfera goliardica. L'altro giorno guardavo la TV per questioni sempre diciamo sanitarie e vedevo che alla fine vale quella famosa frase, non ricordo se di Longanesi o di Paiano, due feroci proprio arguti, dicevano in Italia alla fine una rivoluzione non si può fare perché alla fine ci conosciamo tutti. E alla fine vedo inviata del TG1 Natalia Aucias, vice direttrice del TG5 Donata Scalfari, Italia 1 c'è Laura Berlinguer, poi Bianca Berlinguer e potrei finire per altre cose. Siamo tutti figli di sorelle di fratelli di proprio è una cosa, ma notavo questa particolarità di questo splendido paese. Siamo il paese siamo dei paesi, non so, a fa che te serve, hai capito? Ti ricordi ai evangelisti, queste cose qua. Alla fine ci conosciamo tutti e la rivoluzione in Italia è impossibile. Ecco, al di là di quello che possono dire alcuni rivoluzionari ancora che hanno l'ideologia come alla fine Flaiano diceva che si fa quelli che vogliono fare, gli italiani vogliono fare la rivoluzione coi carabinieri. Longanesi diceva su fratelli, su cognati, accorrete in fitta schiera. In Rai non ne parliamo. C'è anche la signora Natalia Zevi che è maritata a David Parenzo. No, tra l'altro, si spartiscono anche i network. Leggendo un libro che sto per finire ancora, l'ho citato ieri, lo ricito oggi perché è molto bello. È un libro di Luca Martera sull'antisemitismo nel cinema. Ne parleremo con lui, con l'autore. Ecco, ho scoperto tante altre belle cose che confermano quello che si sta dicendo adesso, che Mario diceva, che tu sottolineavi, che in Italia veramente tutti sono stati amici di tutti. Per esempio, la famiglia Monicelli, grande regista, per carità, sopravvalutato magari per certi versi, Mario Monicelli, i suoi genitori hanno tutta una rete di parentele con i gerarconi del fascismo da far paura. Era una roba impressionante, quelli si erano immanicati in un modo meraviglioso dentro il regime e poi si sono immanicati nel regime che è venuto dopo, con una fluidità veltroniana, diciamo così, per certi versi, no? Intanto c'è un'altra telefonata. Purtroppo né io né te, Max, abbiamo papà importanti e non ci siamo immanicati da nessuna parte. Comunque, infatti, me lo rimproverano. È già una no, ma ti dico la verità, è già una bella fortuna invece, secondo me. Sei un coglione perché non conosci nessuno. E invece è una bellissima fortuna, è una bella fortuna di avere anche questo spazietto qui che si gestisce con grande moderazione, perché Mary Quant è la mia diva da ora in avanti, è il mio nume tutelare giornalistico. La virtù, un certo tipo di virtù, sta indubitabilmente nel mezzo. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Marachella. Eccomi qua, pronto? Chi è là? Chi è là? Sì, certamente, chiaro. Sono Walter 2, quello con la V di Vicenza. Friuli Venezia Giulia. Ecco. Buongiorno Walter. Io sono Walter, non con Washington. Allora, intanto volevo dire che ho i 3 nomi, per quanto mi riguarda, possono essere provocativi, che sono Saris, Santa Schlein e Santa Voldrini. Secondo me quelle lì sono allora, le 3 sante. Due le hai in comune con Max, però io suggerisco per la terza più importante a Via de Mattarella, punto. Ecco, va bene. Poi dopo volevo dire un'altra piccola cosa. Viva gli spazi, ok? Al di là di quello che noi possiamo pensare dello spazio inteso come cosmico, ma lo spazio anche, come hai detto tu prima, lo spazio piccolo che voi avete e potete dire quello che vi pare di dire. No, attenzione, dopo preciso anche questo. Aspetta, fammi precisare prima me che sono qui che ti chiamo. C'hai ragione, scusami. Sì, questa storia del microfono che va e che viene la conoscete, no? Ecco, allora dovete lasciarmi parlare perché sennò che la fuminga. Anche se sono in Friuli resto un lombardo. Allora, io direi che dello spazio dobbiamo parlarne molto molto di più, perché gli spazi poi vanno a comprendere argomenti che sono anche televisione, che sono anche politica, che sono anche lo spazio in casa a volte con la moglie che non ce la fa più a vederti o tu non puoi più a vedere perché sei pensionato. Ecco, quindi l'argomento spazi mi piace tantissimo e sono felice che voi occupiate finalmente questo spazio. Per Max
sono felice che lui possa dire quello che gli va, e ogni tanto qualche parolaccia fa parte del nostro ragionare italianissimo, ok? Grazie mille. Ciao. Va bene. No, comunque al di là degli scherzi, condivido. Condivido veramente. Hai fatto un'osservazione che mi stimola, che mi piace, quella sugli spazi. Non so se ci siano altre telefonate, ma nel caso ci fermiamo anche un attimino, perché vorrei, Max, che tu ci introducessi, ma io lo faccio questo reportaggio di cui tu ci parlerai adesso, con lo spirito, diciamo così, di Dante che sta con Virgilio. Tu sarai il mio Virgilio in questo giro, in luoghi che ti appartengono, che hai conosciuto bene, su questioni anche che conosci benissimo e che hanno avuto un rilievo politico, sociale importante, no? Allora, mi dice Simone che probabilmente c'è una telefonata. La prendiamo per evitare attese, però poi ci anticipiamo a chi ci segue anche questa bella iniziativa, secondo me, che sarà molto interessante e che faremo insieme. Intanto, chi è là? Come dice l'amico Antonino? Nando da Pioltello, ragazze. Carissimo Nando, di la tua e scompari. Ma per le tre Marie io consiglierei Marina Berlusconi, Marta Fascina e Francesca Pascale, con la partecipazione straordinaria di stamattina hai generato mostri qua. Porca miseria. Con la partecipazione straordinaria di Pier Silvio nel ruolo di Giuda. Max, la tua amica che lavorava con Funari, per caso si chiama Barbara? No. Ho conosciuto una che ha fatto carriera come giornalista, dopo molto preparata, aveva cominciato proprio nello staff di Funari, ci ho parlato una volta, mi aveva fatto un'ottima impressione. Vabbè, ciao. No, ma non è Barbara. Non è Barbara. Una carissima amica che conosco da quando avevamo 5 anni. Guarda, Funari ogni tanto veniva a Radio Padania Libera, Funari, no? Era uno spasso, veniva anche qui in sede. Devo dire, era una persona comunque tal quale in televisione no, a me sembrava proprio così. Quindi a me è sempre stato simpatico, molto simpatico, per quel poco che l'ho conosciuto, perché l'ho visto 2 o 3 volte. E non mi sembrava diverso, fuori da come era in TV. E questa per me è una roba che non tutti hanno, non tutti si comportano così. In ogni caso, Max, torniamo a noi. Cosa facciamo sabato noi, io e te? Allora, io qua devo fare una premessa, perché tu mi hai chiamato Virgilio, e io trovo la citazione dotta, facile, scontata, diciamo la mia. Virgilio e Dante. Mantua me genuit. Casoretto te genuit. Ma anche Mantua, perché io sono mantovano di origine. Mia madre era di Mantova. Ecco, questa mi mancava, Max, capisci? Mantua me genuit. Sì. Casoretto mi fecit. Allora noi, siccome i nostri attenti ascoltatori avranno colto che hanno riaperto, è un periodo che si riapre di tutto, si aprono indagini a tutto andare, anche di 40 anni fa, 50 anni. Hanno riaperto le indagini sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, Fausto e Ianni, uccisi il 18 marzo 1978 in via Mancinelli, dove all'epoca c'era un tiro di strada al Casoretto, eccetera, eccetera. Hanno inquisito gente già inquisita all'epoca del neofascismo, dei NAR. Allora noi ci siamo detti, Giulio e io, facciamo un reportage sui luoghi, perché io quei luoghi li conosco perché ci sono cresciuto, nato, e credo di avere anche qualche informazione, magari un po' stagionata, perché sono passati quei 40 dal 78, no? Siamo nel 2025, però non me le dimentico. Quindi vorremmo fare un giro sui luoghi, tutti quei luoghi, il Casoretto, via Mancinelli, via Montenevoso, via Porpora, è tutto lì in Lambrate Città Studi ed è tutto collegato, e vi racconteremo un po' di cose che forse poche volte o anche mai sono veramente uscite dalle cronache. Abbiamo colto questa palla al balzo della riapertura delle indagini, quindi noi sabato saremo lì a lavorare per voi, e poi naturalmente con un appendice che lascio a te il piacere di specificare l'appendice post lavoro prandiale anche. Ecco, però, ma cosa facciamo? Invitiamo chi ci ascolta a raggiungerci per l'appendice post prandiale. Cosa dici? No?
Ma noi siamo dal nostro caro Angelo, che è il Giardino d'Oro, che è proprio lì al Casoretto. Sabato sera, dopo aver duramente lavorato per voi, ci troviamo lì e ci facciamo una spaghettata aglio e olio. In via Casoretto 9. In via Casoretto 9. Ecco. Perché noi abbiamo detto tante volte, dai, facciamo il raduno, facciamo il coso. Allora, lo facciamo in maniera così, irrituale, informale. Sì, chi vuole c'è. Un po' estemporanea. Poi faremo il raduno vero. Viene anche il trick, eh? Ah, addirittura. Bene, benissimo. Viene anche tricarico. Bene. Quindi facciamo una bella brigata. Sì. Ottimo. La facciamo così, adesso poi faremo quello serio, no? Il raduno ufficiale, organizziamo, facciamo. Però così, visto che siamo da quelle parti, all'impronta ci troviamo lì. Chi vuol venire facciamo la prova generale. Chi vuol venire ci raggiunge al via Casoretto 9, Giardino d'Oro, da Angelo alle 21 per essere comodi. Facciamo 20 e 30, 21. Mettiamola così. 20 e 30. Bene, allora nel medio state la Virtus, che facciamo 20 e 30. Facciamo 20 e 30. Allora ci sentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. L'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera e un'estate un po' più bella. Oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net.
Allora, Max, siamo di nuovo qua, credo, spero che tu ci sia, perché volevo chiederti una cosa a proposito della vicenda di Fausto e Iaio, che ci fa da spunto per questo giro che faremo sabato, per questo tu! reportage. Eccoci qua. No, ti volevo chiedere, Max, a proposito del nostro reportage di sabato, o comunque di quello che faremo sabato, sui tuoi luoghi, che sono quelli di Fausto e Iaio, questa storia della riapertura delle indagini, a te cosa ti ha detto? A te che ci sei vissuto, che la conosci la storia per bene, che conosci anche i retroscena. Ma a me fa immaginare questo, che siccome questa era un'indagine non è arrivata da nessuna parte, perché si sapeva grosso modo, o perlomeno si avevano forti margini di probabilità quanto ai responsabili, poi la cosa però non è andata avanti. Insomma, c'è stata un po' questa cosa di doverla chiudere, chiudiamola. Nel 2000, il 6 dicembre del 2000, quando il giudice Clementina Forleo dice non ci sono... Lei praticamente fa un discorso, dice noi lo sappiamo, però non abbiamo elementi a termini giudiziari per poter procedere. Adesso, tra l'altro, gli indagati sono gli stessi di allora. In questi casi, come anche per Garlasco, eccetera, lì succede sempre qualcosa, nel senso che qualcuno per una qualche ragione dice qualcosa, spiffera, e quindi cambia, dà un impulso. Io quello che non riesco mai a capire per Via Mancinelli come per Garlasco eccetera è la domanda che faccio sempre anche quando scrivo: chi ha spifferato oggi? Perché dopo 20, 30, 45 anni? Che cosa ha detto? A chi l'ha detto? È logico che si vuole che le cose cambino, si vuole che qualcosa, a volte per un impulso di verità, cioè questi la fanno franca, non è giusto, a volte per delle vendette. E questo però non lo possiamo sapere noi. C'è sempre un intervento da fuori. C'è qualcuno che sapeva che a un certo punto... Peraltro, sai, la faccenda di Via Mancinelli, anche se data dal 1978, è ancora scabrosa, perché i protagonisti di allora sono ancora lì, insomma si parla di Carminati, si parla di Fioravanti, si parla di Mario Corsi, questi sono ancora relativamente giovani e quindi evidentemente ci sono cose che devono restare nell'archivio del silenzio, come per le Brigate Rosse, e questa è una vicenda che è collegata, perché noi andiamo lì a collegare Fausto e Iaio, le Brigate Rosse, Vallanzasca, insomma ce n'è molta di cose che vi racconteremo. Sai che sono veramente curioso, perché è tutta una parte, diciamo, che biograficamente non ho vissuto questa ovviamente, e neanche per luoghi, e quindi diciamo sono veramente curioso, e quindi chiudo adesso questo capitolo perché poi ci vedremo sul campo, no Max, direttamente sabato, e ripeto anche poi con chi vorrà raggiungerci a via Casoretto 9 al Giardino d'Oro a farsi una spaghettata da Angelo. Allora Max, intanto mi sembra che ci siano un po' di messaggi arretrati, cerco di leggerli tutti perché se ne sono arrivati veramente tanti. Luciana da Muggiò, peraltro mi sta molto simpatica perché scrive vi adoro. Bello, ma anche noi ti adoriamo. Bene precisare ulteriormente che l'invito a votare lo avete riferito al momento attuale, non tra 2 giorni. Oggi siete assolutamente spumeggiati. Io dico, votate come ascoltatori. Mentre Paolo, in milanese... Esatto, votate al nostro sondaggio. Quale sondaggio? Votate come ascoltatori. Esatto, il sondaggio lo fate voi, capito? Quindi votate. Allora, alle 3 venifera un trasmissione la fate voi. Senti qua Paolo. Paolo ci scrive alle 3 venifera un risotto e invece noi ci mangeremo lo spaghetto sabato sera. Questa è buona, questa è interessante. Stefano, io avrei proposto Giuppi Cucciari al posto di una delle tre. Con accento sardo, quella mi fa bestemmiare più che altro. Guarda. Con accento sardo ben marcato, sai che ridere? Sì, era proprio simpatica. Walter annunzia a noi, in primis, ma poi anche Urbi e Torbi, che ci sarà sabato in via Casoretto 9, quindi ti conoscerai almeno Walter. Almeno Walter. Bravo.
Mario è un mangiapreti, altro che agnostico, aggiunge Walter al nostro amico Mario di Rieti. Dopodiché abbiamo un audio messaggio e facciamo un salto nel buio, lo ascoltiamo senza sapere di che si parli, come sempre naturalmente, perché noi siamo senza filtri né censure. Pronto, no, pronto, dico pronto l'audio messaggio. Guarda come sono combinato, Max. Sono messo Paolo male. Varese, volevo farti i complimenti, siete veramente i numeri uno, alto gradimento di una volta. Esagera. Altro che Gradini altro, superiori, sei troppo forte. mi sono incrociato la voce. Va bene, altro un abbraccio a Max. Ascolta, Max, questa qui però te la giro, mi spiace, perché uno che ti dice voi siete superiori a quelli di alto gradimento, io me la tengo in memoria sta telefonata qua. Te la giro poi. E io me ne vanto. Ecco. No, te la giro perché è una roba meravigliosa. Io me la giro subito, intanto, e poi te la giro a te. Te la giri da solo? Me la giro da solo, che è un mestiere... Me la giro anch'io. Guarda. Me la giro da solo perché è un mestiere che mi hanno insegnato a fare fin da piccolo. Allora, ecco. abbiamo... Te la giri e te la suoni. Dalla provincia di Brescia, Dino. Marachello. Senti che roba, ma sembra quasi che ce le inventiamo, invece le sto leggendo sul serio. Siete straordinari, eccezionali. Ti giro anche questo? Te lo giro. Madonna. Sì, dillo. Aspetto il reportaggio. Intanto mi godo una mattinata con voi con allegria. Generare allegria, Max, è una bella roba, eh? Guarda che non è poco, secondo me. Di questi tempi, signora mia. E me ne assumo la responsabilità. Ascolta. Questi tempi così salis è veramente un'impresa. Beethoven. Non sono più le allegrie di prima. Ascolta un po', Beethoven. Sai quelle robe che su internet ti dicono le citazioni, chi le ha detto le frasi? Cioè, molte sono farlocche, secondo me. E io mi sono ispirato pure per i nostri post. Ma Montanelli se le inventava tutte. Poi diceva, venitemi a dimostrare che non è vero. Infatti, e ha ragione. Quello che facciamo... Come disse Disraeli, non era vero un cazzo. Mentre, come disse Beethoven in questo caso, senti cosa diceva Beethoven. Bisogna fare, chissà perché Beethoven, però è bella questa cosa. Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità. Secondo me la diceva anche Ezechiele. Non ho sentito. Te lo ripeto? Perché era Beethoven che era sordo. Non ci sono arrivato. Va bene. Allora, anche questa è bella, ragazzi, ma io non lo so, ma quanta bellezza scateniamo io e te, Max? È una roba indescrivibile. Perché siamo belli dentro. Esatto, il sole ci bacia poi. Comunque... Giulio anche fuori, io meno, ma insomma la bellezza. Scrive Loredana. La bellezza è invisibile al cuore. Esatto, chi l'ha detta? Beethoven. Totalmente sbagliata, l'ha detta Beethoven. Ma la mettevo dentro. Però mi pare che la dicesse Mozart. Mozart. No, l'ha detta Antoine, quello della Tramontana. Ah. Forse sì, adesso mi ricordo. Senti Loredana, allora, buongiorno, in una famosa e fumosa puntata con Max del Papa, ospite di altra radio, attenzione, il geniale Max dava dello scarabocchio a un certo tizio molto di parte. Ecco, dovreste introdurre il premio Scarabocchio del giorno, la versione del Capra di Sgarbi. Non mi ricordo chi era. La versione del Capra di Sgarbi. Come mi fate sentire meno sola, scrive, e ci allarga Ma Loredana qui è Loredana per te o per me? Scusate. Ieri mi sono visto con Renato. Me l'hai detto, io ti ho mandato le copertine dei vinili. Sì, e noi... Allora, dovete sapere... Ma le ha viste veramente? Devo ascolta, ma sono stato una volta ce lo porti qua, Renato, in trasmissione? Glielo chiediamo. Renato Zero, naturalmente, stiamo parlando. Sì. Allora, ieri eravamo a pranzo e Giulio, che sapeva, mi mandava le copertine e Renato era tutto contento. No, ma dentro la copertina di Tregua c'era anche, è perfettamente conservato, non so se l'hai visto, il posterone. Il poster con quella dedica, sì, a questo punto la libertà. Ascolta, ma Max è lì dal 1980, non so se mi spiego, ed è perfettamente conservato, non c'ha una gualcitura, niente. Era perfetta. Infatti l'ha vista anche lui, diceva che è immacolata e era contento. Portacelo qua, dai, una volta facciamo una chiacchierata con lui, però ci devi essere anche tu, ovviamente, dai, diglielo. Così? Ma io, sai che poi io a Lambrate abitavo, e questo si è stupito anche lui, io abitavo a 50 metri dalla Loredana, perché la Bertè per molto tempo ha abitato in via Astolfo a Lambrate, era la casa che poi gli aveva prestato la Daniela Zuccoli. La moglie di Mike.
Sì, e quando poi lei stava con Borg, e poi dopo lì fu una tragedia, e fu Renato a salvarla, perché lui telefonando, lei non rispondeva mai, lui capì che c'era qualcosa che non andava, allertò l'ambulanza, il 118, e la trovarono e la salvarono proprio per... Questa è una storia molto conosciuta, la salvarono proprio per... all'ultimo. In extremis. Max, E io abitavo proprio vicinissimo. Max, a te devi andare. Io continuo. Io Io ti saluto. Con dolore. Allora. Con dolore, perché oggi è stata bella e abbiamo generato un sacco di beltà in chi ci sta ascoltando. Quindi, Max, un abbraccio. Noi ci vediamo sabato. La bellezza salverà i posteri. Esatto. E anche i postumi. Anche i postumi. Allora, noi vi aspettiamo sabato. Se vorrete. Via Casoretto 9, il Giardino d'Oro, Angelo, ore 20:30. State buoni se potete. Questa era vera. Questa però, è vera, questa è vera. La diceva San Filippo Neri. State buoni e venite se potete, se volete, e se non volete fate quello che volete. Ecco, esatto. Max, buon pomeriggio. E grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Allora, noi andiamo avanti però, perché abbiamo un quarto d'ora circa scarsetto. Se c'è una telefonata la passiamo subito allo 02 92 94 7222. Il binomio si è ridotto a una monade, anzi a un mona, per essere chiari. Sono rimasto da solo. Pronto? Sono Gianni da Genova. Ciao Giulio. Gianni, ciao a tutti e due, anche a Max. Glielo porto dopo. Buona spaghettata per domenica. Ci sono col cuore. Sabato sera. Non si sa, ecco. Sabato sera. Sì, sabato, sì. Sai che vabbè, non posso purtroppo per tante cose. Comunque, ma tu ci sei sempre in spirito. Le Madonne, le Marie, la Fagnani anche, già. Mattarella, la figlia, sicuramente la mamma, ma la Fagnani ci starebbe bene anche lei, una delle due. Sì, hai ragione. Le due altre. Ha il physique du rôle e non solo il physique. Un affare, ho visto una volta allucinante, cioè vedere dei programmi così, la Rai è proprio imbruttita come la politica. La prima Repubblica era una cosa, ma ella è compagna di politica non ce n'è, la Rai di una volta era, adesso è una schifezza. Ascolta totale. Gianni, ma ella è compagna di. Un saluto, un abbraccio. Lo sai che è compagna di, no? Certo. Vabbè, comunque al di là di questo non ce ne frega niente. Allora, un altro messaggio, Luca, un saluto a Max, glielo giro io. Allora lancio il sondaggio a cui possono votare voi tutti, per gli ultimi 10 minuti c'è il sondaggio di Luca. A. Volete una maratona radiofonica tra Giulio e Max? B. Volete una maratona radiofonica tra Giulio e Carlo? Cambi, presumo. Un abbraccio a entrambi. Io sono sempre di mezzo però, e il Mona sempre di mess. Allora, potete fare il sondaggio, se volete partecipare abbiate ancora qualche minuto. Concordo, rendete la nostra radio saporita in un panorama generale, italico, mondiale, europeo, cosmico, universale, insipido, buon aglio e olio e peperoncino, bestiale. Guarda, veramente, il Giardino d'Oro in via Casoretto 9, io non ci avrei mai creduto che un simpaticissimo, peraltro, ristoratore cinese potesse superare qualsiasi italico ristoratore nel produrre una pasta aglio, olio e peperoncino così, a un prezzo che non ve lo dico perché vi spaventate da quanto è basso. Però se vi capita, e lo dico anche a Simone che è là dietro il bancone della regia, se te vuoi mangiare una spaghettata ma così proprio, un piattone così di aglio, olio e peperoncino fatte no a regola d'arte, ma che neanche Gualtiero Marchesi la sapeva fare meglio, non so se faceva Gualtiero Marchesi la faceva con l'oro e con tutte le altre cose. No, però ti dico, un piattone enorme, che te sfame un muratore di quelli che hanno lavorato veramente, e di una bontà, di una perfezione unica, totale, assoluta, 5 euro. Roba da matti. Allora, 20:30 sabato prossimo al Casoretto, via Casoretto 9, il Giardino d'Oro. Non è pubblicità questa è pubblicità progresso, casomai, è di utilità sociale questa comunicazione. Comunque, allora, abbiamo una telefonata? Forse? No, non abbiamo una telefonata, abbiamo tutte partecipate al sondaggio però, Quale? Quello che volete voi. Per favore informate il senatore Borghi. Di che cosa non lo so, scrive un ascoltatore. Allora, Giulio Carlo Max. Questo lo scrive Walter, ma io non l'ho capita. Allora,
Facciamo così. Avete notato, saltando di palo in frasca, avete notato che il Corriere della Sera stamattina, mi è capitato proprio di notarlo così, pagina 2, titola così: Putin chiama Trump e annuncia vendetta, l'Ucraina pagherà e bla bla bla. E il presidente russo, scritto sotto nel sommario più in piccolo, sente il Papa. Come a dire, Putin chiama Trump, Putin è uno schifoso, quindi se chiama Trump trasferisce un po' del suo schifo su Trump, ovviamente, se Putin chiama lui Trump, mentre per essere più moderati col Papa, il presidente russo sente il Papa, però è stato Putin a chiamare il Papa. Quindi se deve valere l'equazione numero 1, dovrebbe valere anche l'equazione numero 2. Cioè se Putin, volendo lui chiamarlo, chiama Trump, trasferisce su di lui un po' della sua schifezza. E allora allo stesso modo sul Papa. Se il presidente russo Putin chiama il Papa, vuole chiamarlo lui e quell'altro risponde, come ha risposto Trump, perché quell'altro poteva dirgli, come avrebbe magari fatto un altro Papa, no, non ti parlo nemmeno, fai schifo, non ti parlo nemmeno. Invece il Papa ha risposto, non solo ha risposto, ha anche parlato. Quindi il presidente russo sente il Papa, ma chiama Trump, perché chiamando trasferisce su di lui un po' di schifo, mentre quell'altro lo sente e capite la sottigliezza, diciamo, no? Che ve ne pare? È interessante questa cosa qua. Un'altra cosa che invece mi ha colpito, insomma, che mi è sembrata interessante è questa qui. La lunga intervista di Giusy Fasano alla mamma di Chiara Poggi. Mia figlia non aveva amanti, basta infangare il suo nome, l'ha uccisa Alberto. E qui dico una cosa, benissimo, basta infangare, siamo tutti d'accordo, perché infangare è una cosa oscena e questa vicenda mediaticamente sta assumendo toni che tutti vedete. Dall'altra parte però, attenzione, qui c'è secondo me un problema molto serio che riguardava anche il caso di Erba e che io non ho mai capito la famiglia Castagna e le sue reazioni nei miei confronti fin dall'inizio, perché mi sono posto il problema di trovare una verità. No, sono stati quelli, punto e basta. Olindo e Rosa, Olindo e Rosa, Olindo e Rosa, senza nessun dubbio. Di dubbi, come sapete, ce ne sono a quintali, centinaia. E nel caso di Garlasco pure ci sono dei dubbi, no? E in presenza di dubbi, la nostra legge, il nostro codice di procedura penale, il codice penale, la Costituzione, la legge, insomma, suprema e la legge derivata dalla suprema legge che è la Costituzione in Italia, ci dicono che coi dubbi tu devi assolvere, che coi dubbi tu devi rivedere un processo nel caso ci siano state delle sentenze. Mi sembra chiaro, è un principio elementare di civiltà. Allora, perché a tutti i costi deve essere stato Alberto? Se ci sono tanti dubbi sul fatto che è stato Alberto, perché a tutti i costi devono essere stati Olindo e Rosa se ci sono tanti dubbi che sono stati Olindo e Rosa? Questa è una semplice domanda. Io, dopo tanti anni, non ho ancora capito l'astio potente, vigoroso, di cui fui ricoperto all'epoca dalla famiglia Castagna. Non l'ho capito, non lo capisco ancora oggi. Come non capisco, francamente, perché la mamma di Chiara Poggi dica deve essere per forza Alberto. Allora, tutti dicono, beh certo, uno deve chiudere la pagina del dolore dopo tanti anni. E io sono d'accordo, ma la deve chiudere nella verità, perché se la chiudi in qualcosa che non sta in piedi, non mi sembra un bel chiudere. Non so come la pensate voi, sono comunque le 10:52, abbiamo ancora pochissimo tempo a disposizione. Siamo traslati velocemente, come capita spesso nella vita, dal burlesco al ridanciano, al simpatico, eccetera, al serio. Però, insomma, la vita è fatta così, non è che alle 10:11 uno ride e poi alle 10:40 non può piangere o pensare. Succede così, molto semplicemente. Sondaggio, Luciana da Mugiò, non ce la faccio a decidere, per cui maratone alternate e frequenti. Siamo a posto. Cambi, Max e padrone di casa, non è possibile? Tutti e tre, insomma, ci mettiamo insieme. Eravamo io e Carlo e Max. Finché esistono dubbi in un paese civile, nessuno deve finire in galera, scrive un ascoltatore. Perfetto. Condivido le due proposte, Cainarca Max, 2 lunghe trasmissioni con loro e con Cainarca e Carlo Cambi. Qui stiamo facendo un nuovo palinsesto così all'impronta. Al sondaggio contribuisco Cainarca, Max del Papa e Carlo Cambi, trio, dice Dino che ci scrive un messaggio via WhatsApp. Vi ho inviato il link, scrive Giusy invece, per il pericolo incombente di un nuovo farmaco da fermare, l'AIFA, eccetera. Grazie Giusy, invieremo il link in questione al senatore Claudio Borghi Aquilini. Sono le 10:54.
E se nulla osta, io direi che possiamo anche salutarci qua, perché Simone è stanco, io sono stanco, il mondo è stanco e voi tutti a casa siete stanche e siete stanchi. Però tra un minuto sarete pieni di energia meravigliosa, sgorgheggiante, fluida e zampillante nelle vostre anime e nelle anime di chi vi vuol bene e vi ama soprattutto. E una cosa sola voglio dire: grazie Teodora, grazie Dora. Avete ascoltato Auto da Fè.